Alba di terrore a Schio, 59enne accorre per sventare la razzia in un'auto parcheggiata nel giardino condominiale, viene aggredito dai ladri a colpi di macete, l'uomo in ospedale caccia ai banditi. Ennesima tragedia sul lavoro a Vicenza, operaio 67enne perde la vita dopo essere caduto da un'impalcatura nel cantiere per l'acquedotto. La strage è sfiorata al Lido di Venezia, crolla il solaio durante i lavori di riqualificazione dell'ex caserma Pepe, coinvolte 9 persone, 4 operai precipitano a terra e restano feriti. Notte di tensione a Padova durante un controllo dei carabinieri all'Arcella, colluttazione con alcuni attivisti del centro sociale Pedro, 7 militari feriti, 4 giovani arrestati. Abusivi e stranieri irregolari, scattato lo sgombero del parcheggio Dal Negro di Treviso. A giugno, annuncia il sindaco Conte, saranno poste anche le barriere antibivacco. Rincari, il Veneto resta tra le regioni più colpite nella classifica delle città più care d'Italia. Sui dati Istat spicca ancora Belluno. Malati in ospedale con la possibilità di incontrare i loro amici a quattro zampe. Dopo i casi di Treviso e Piove di Sacco, il governatore lancia la proposta di legge nazionale dal Veneto. Boom di nascite a Treviso, 17 parti registrati in 24 ore. Da gennaio ad oggi l'incremento rispetto ad un anno fa è già di 30 neonati all'ospedale Cafoncello. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura, l'avete sentito dai titoli, un uomo di 59 anni è ricoverato all'ospedale di Sant'Orso, risiede a Schio, era intervenuto per difendere un'auto di una vicina dai ladri ed è stato colpito con un macete e caccia ai banditi. Tentato omicidio a Schio. Un uomo è stato ferito a colpi di macete da 2 ladri. Erano passate da poco le 5 quando in via Santa Croce il silenzio è stato squarciato dalle urla. Un uomo di 59 anni, originario del Marocco e residente in zona, si è trovato davanti a una scena sospetta. 2 individui intenti, secondo le prime ricostruzioni, a forzare l'auto di una vicina di casa, parcheggiata nei pressi del condominio vicino alla farmacia. L'uomo non ha esitato, è intervenuto per mettere in fuga i ladri, ma la reazione è stata immediata e brutale. I 2 banditi, descritti come stranieri, hanno estratto un macete e lo hanno colpito con violenza all'avambraccio sinistro, un fendente che ha provocato una frattura dell'ulna e un grave interessamento miofasciale al terzo medio dell'avambraccio. Ferite serie che hanno reso necessario il trasferimento urgente all'ospedale di Sant'Orso, dove l'uomo è stato portato in sala operatoria del reparto di ortopedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati anche dalle grida sentite da alcuni residenti. I militari hanno avviato immediatamente le indagini per identificare i 2 aggressori, che dopo l'assalto si sono dileguati facendo perdere le tracce. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze raccolte nelle ore successive. Ed ora la notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro verificatasi in Veneto, accaduto a Vicenza. Un operaio è morto cadendo da una scala nel cantiere del nuovo depuratore in strada Casale. Dramma nel cantiere di Casale a Vicenza, dove è in corso la costruzione di un depuratore. Nel primo pomeriggio un uomo di 67 anni ha perso la vita nella zona in cui è in corso la realizzazione di un nuovo impianto per l'essiccamento dei fanghi di depurazione. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio, residente in Lombardia, di dove è originario, sia scivolato e caduto da una scala, quindi da un'altezza di un paio di metri, riportando una ferita mortale alla testa. Il magistrato ha disposto l'autopsia per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un malore che ha colpito la vittima. Non ci sarebbero testimoni, ma i colleghi, non vedendolo arrivare nella zona della pausa pranzo, hanno dato l'allarme. L'uomo era dipendente di una delle ditte esterne incaricate dell'esecuzione dei lavori. La UIL Veneta intanto alza la voce e ricorda che il 1° maggio la manifestazione nazionale per il lavoro si svolgerà a Marghera. Oggi al Lido strage sfiorata, ma 4 persone si sono fatte male, poteva essere una strage. E adesso ci è arrivata la notizia di un altro morto sul lavoro a Vicenza. Una strage continua, una cosa
indescrivibile. Tutte le istituzioni e i corpi intermedi devono fare qualcosa di più. Dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Questa strage deve finire. Nel cantiere, oltre al SUEM, anche la polizia e i tecnici dello Spisal. Viacqua, l'azienda del servizio idrico vicentino, fa sapere che si è messa a disposizione delle autorità per fornire collaborazione e le informazioni necessarie e che in attesa degli accertamenti esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della vittima. E l'avete sentito nelle parole del sindacalista, si è sfiorata la strage questa mattina al Lido di Venezia, dove durante i lavori di riqualificazione dell'ex caserma Pepe è caduto un solaio, 4 operai sono rimasti feriti. Eravamo in pista attendendo atterraggi di normali velivoli quotidiani e quindi nulla di che, quando abbiamo visto arrivare il primo elicottero, credendo fosse un'esercitazione, e poi sul momento abbiamo capito che non lo era, e qualche attimo dopo arrivare il secondo elicottero del 118 e sentire le ambulanze, quindi era evidente che qualcosa fosse successo. Un boato improvviso, il pavimento che cede sotto i piedi e il vuoto di diversi metri, attimi di terrore che potevano trasformarsi in tragedia al Lido di Venezia, dove il crollo del solaio dell'ex caserma Pepe ha causato 4 feriti, tutti operai, 5 le persone evacuate. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino durante un sopralluogo tecnico nella struttura di San Nicolò, destinata a diventare uno studentato universitario di Ca' Foscari da 220 posti letto. Un anno fa il via ai lavori. 9 le persone presenti al momento del cedimento tra operai, tecnici e professionisti incaricati dei lavori. Il solaio del primo piano è improvvisamente ceduto, facendo precipitare i 4 lavoratori da un'altezza di circa 5-6 metri. All'arrivo del secondo elicottero e a sentire le ambulanze abbiamo capito immediatamente che c'era stato un evento di pericolo, e quindi siamo andati incontro appunto agli operatori del 118. Eravamo alla pista al lato sud e quindi coperti dalla struttura dell'aerostazione. La cosa è successa invece lì nella caserma, dove c'è il cantiere di restauro per quello che sarà lo studentato. Stavano intervenendo per portare via eventuali feriti. Vedere 2 elicotteri che arrivano e sentire l'ambulanza piacere non fa. Nonostante la violenza dell'impatto, nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente dal SUEM, 2 di loro sono stati ritrasportati agli ospedali di Mestre e Treviso, mentre gli altri 2 sono stati trasferiti tra Mestre e Venezia con traumi di media e lieve entità. Gli altri 5 presenti sono riusciti a mettersi in salvo ed evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre del distaccamento del Lido e con il supporto dell'autopompa lagunare da Dorsoduro. Sul posto, oltre ai soccorsi, le forze dell'ordine e i tecnici dello Spisal, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento, probabilmente legato al deterioramento dei materiali della struttura. L'area è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini su un episodio che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi. Una bimba neonata di appena 19 giorni è morta all'ospedale San Bortolo di Vicenza, un decesso improvviso avvenuto dopo un quadro clinico che aveva reso necessario il trasferimento immediato in incubatrice subito dopo il parto. La piccola, secondo quanto emerge, era stata seguita dal personale sanitario fin dai primi momenti di vita per un quadro clinico preoccupante. I genitori, una coppia di origine africana residente nel Vicentino, hanno presentato denuncia in procura. Vogliono sapere se tutto sia stato fatto correttamente. Il procuratore Giorgio Lino Bruno ha aperto un fascicolo e come primo passaggio verrà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia. L'Ulsoto, si legge in un comunicato, ha messo a disposizione della procura tutta la documentazione clinica per fare piena luce sulla morte della neonata. Ed ancora cronaca, notte di tensione a Padova durante un controllo dei carabinieri all'Arcella. Quello che doveva essere un semplice controllo stradale si è presto trasformato in una notte ad alta tensione a Padova. 4 i giovani dei centri sociali arrestati dopo una violenta colluttazione con i carabinieri, 7 invece i militari feriti. È il bilancio di quanto avvenuto in via Annibale da Bassano, all'Arcella, durante i controlli straordinari in zona stazione. Dopo l'arresto dei 4 ragazzi, gli attivisti dei centri sociali hanno organizzato un sit-in di protesta all'esterno del Tribunale di Padova, dove era in corso il processo per direttissima. Il
tribunale blindato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito la sera precedente alla richiesta dei militari di accertamenti su un'auto con 3 persone a bordo, questi hanno reagito con atteggiamenti ostili, tentando di sottrarsi all'identificazione. In particolare la ragazza, alla vista della pattuglia, avrebbe inserito la retromarcia tentando di allontanarsi. Con lei altri 2 giovani che erano appena usciti dal centro sociale Pedro, dove si era appena conclusa un'assemblea organizzativa in occasione del 25 aprile. In pochi minuti la situazione è degenerata, circa 40 persone sono arrivate dal vicino centro sociale e hanno accerchiato le auto dei militari, creando una barriera per ostacolare l'intervento e favorire la fuga. I carabinieri hanno chiesto aiuto alla centrale operativa e sul posto sono arrivati rinforzi di polizia, guardia di finanza e polizia locale. Nonostante la resistenza, 4 giovani sono stati bloccati e arrestati per resistenza pubblico ufficiale, con l'aggravante delle lesioni per 2 di loro. All'interno del veicolo è stata rinvenuta della sostanza stupefacente per uso personale. La conducente è stata anche denunciata per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Un quinto ragazzo invece è stato trovato in possesso di un martello custodito dentro uno zaino ed è stato denunciato per porto abusivo d'armi. E dopo i 4 arresti di Padova, il centro sociale Pedro ha lanciato una mobilitazione presidio davanti al tribunale. Per domani è prevista anche una conferenza stampa. È durato tutto il pomeriggio il presidio davanti al tribunale durante il processo per direttissima dei 4 attivisti del centro sociale Pedro dopo la notte di tensione avvenuta a Padova nel quartiere Arcella, scaturita in seguito ad un controllo stradale dei carabinieri e degenerato nella violenza. Il presidio di solidarietà è stato organizzato in poche ore durante la mattinata attraverso i social per chiedere il rilascio dei 4 accusati di resistenza a pubblico ufficiale e per 2 di loro anche di lesioni. Secondo la portavoce del centro sociale Pedro, i fatti però si sarebbero svolti diversamente. Testimoni presenti sulla scena e altri attivisti accorsi a vedere la situazione hanno denunciato l'accaduto e chiesto agli agenti di fermarsi. Nonostante queste richieste, i carabinieri non si sono fermati, si sono mossi nella direzione opposta, hanno continuato a picchiare tutte le persone presenti, addirittura utilizzando strumenti come taser, spray al peperoncino e manganelli. Dopo questa situazione hanno portato via in 2 macchine diverse 4 di questi attivisti. Questa è la versione degli attivisti. Il bollettino dei carabinieri però parla di 7 contusi tra i militari che erano impegnati nei controlli. Quanto accaduto a Padova ha scatenato le reazioni della politica. La Lega ha definito inaccettabile gli atteggiamenti intimidatori dei giovani, arrivando ad accerchiare i militari nel tentativo di ostacolare l'intervento. È inaccettabile. Non è un episodio isolato, continuo a ricevere segnalazioni dai cittadini dell'area funghi esasperati dalle grida, dalle urla, dagli schiamazzi notturni derivanti dai centri sociali del Pedro, che in barba alle regole continuano a disturbare chi chiede semplicemente qualità della vita e rispetto. La Lega lo ribadisce, le forze di polizia non possono essere accerchiate, tanto più nell'esercizio del loro servizio per la sicurezza dei padovani. Questo è il risultato di anni di permissivismo e di chi ha voluto far finta di non vedere, si è voltato dall'altra parte di fronte a certe realtà. I fatti di Padova sono arrivati anche in Parlamento, con la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, che ha depositato un'interrogazione parlamentare sull'arresto dei 4 attivisti del centro sociale Pedro. E a Treviso ora, dove questa mattina è scattato lo sgombero del parcheggio multipiano in via Venier, noto come Dal Negro. Ci siamo mossi innanzitutto sulla base delle segnalazioni di tanti cittadini che denunciavano una situazione igienico-sanitaria precaria e anche legata a aspetti di sicurezza. Il blitz al Parc Dal Negro è scattato all'alba con agenti di polizia locale e polizia di Stato che hanno operato in maniera congiunta. Obiettivo sgomberare quello che con il tempo è diventato un maxi bivacco, popolato soprattutto da stranieri, molti provenienti dalla rotta balcanica. La misura per il primo cittadino era diventata colma e ciò che rimane a terra negli anfratti del parcheggio multipiano di via Venier pare dimostrarlo. Le condizioni che abbiamo riscontrato stamattina, sia da un punto
punto di vista igienico-sanitario che da un punto di vista della sicurezza non sono assolutamente tollerabili. Sporcizia, rifiuti, feci, ma anche coltelli e attrezzi di dubbio utilizzo. Dopo le forze dell'ordine sono intervenuti tra gli altri anche gli operatori di Contarina per una bonifica. Quante persone in media alloggiavano? In circa ne abbiamo contato una cinquantina, sessantina, poi di preciso non ho idea. Numeri a parte, non si tratta di una misura spot, in tal senso il Comune si è accordato con la stessa proprietà del multipiano. Che dal mese di giugno il parcheggio verrà chiuso con delle strutture, con delle paratie che ovviamente garantiranno la sicurezza e le uscite di sicurezza, ma allo stesso tempo impediranno l'accesso ai pedoni che vanno nel parcheggio non per parcheggiare ma per bivaccare. Resta la consapevolezza di una stretta non risolutiva. Conte per primo guarda governo ed Europa. Il nostro paese, il nostro comune oggi non è più in grado di farsi carico dell'ospitalità di tutte queste persone. Ricordo che l'impegno dell'amministrazione comunale è già importante, abbiamo investito 750.000 euro, abbiamo incrementato i posti letto per le persone ai margini e in difficoltà. È altrettanto vero che il fenomeno migratorio va gestito in modo diverso e non può ricadere sui comuni. A Treviso per il premio Lago Juniores anche il governatore Alberto Stefani guarda allo sgombero del Dal Negro e rilancia sulla necessità di accordi con i paesi di origine, ma non solo. Ossia bloccare l'accesso illegale ai confini del nostro territorio. Questo è quello che ha fatto Matteo Salvini da Ministro dell'Interno, l'ha fatto con coraggio prendendosi 2 processi e credo che questa sia l'unica soluzione. Abbiamo dimostrato che volere è potere e che si può fare, quindi il sindaco ha fatto il suo dovere e le istituzioni sono al suo fianco. A Valdagno, ora primo anniversario del crollo del ponte di Nori, il comune ricorda le 2 vittime con una cerimonia e cerca fondi per ricostruirlo. Quel giorno il maltempo che imperversava nella zona si trasformò in tragedia. La piena del torrente Agno fece crollare il ponte dei Nori, travolgendo l'auto con Leone e Francesco Nardon, padre e figlio. Era il 17 aprile 2025. Un anno dopo, Valdagno è ancora alle prese con quei danni. 12 milioni di euro tra le 200 contrade della zona, casse pubbliche ormai completamente vuote e ponte non solo chiuso, ma ancora da demolire e con il comune senza quei 4 milioni e mezzo che servono per ricostruirlo. La spesa preventivata è veramente molto ingente per le casse del comune di Valdagno, perché come minimo bisognerà stimare una cifra attorno a 4 milioni e mezzo di euro che il comune non ha, e quindi stiamo confidando e sperando nei contributi poi ministeriali che vengono dati in caso di calamità. Per l'abbattimento definitivo del ponte sono già stati messi da parte 500.000 euro. Operazione che va fatta in ogni caso, soldi recuperati da altri lavori pubblici, da una struttura per anziani ad esempio o da molte asfaltature rimaste in sospeso. Nel frattempo in tutto il resto del territorio ci sono state ulteriori opere di messa in sicurezza, numerose sono state le frane, gli smottamenti, i cedimenti stradali e quindi abbiamo operato anche lì in via d'urgenza. Ovvio che abbiamo dato fondo a tutto quello che potevamo dare fondo. Per ricordare le 2 vittime, molto conosciute a Valdagno, a un anno esatto di distanza il comune ha organizzato una cerimonia. Ancora rincari ed il Veneto resta tra le aree più colpite. Nella classifica delle città più care d'Italia spicca ancora una volta Belluno. Non è più al primo posto, ma resta tra le città dove il costo della vita pesa di più sulle famiglie. Belluno si piazza seconda nella classifica nazionale delle città più care, con un aumento medio di spesa di 678 euro all'anno per una famiglia tipo. A guidare la graduatoria è Como, con oltre 800 euro di rincari annui, mentre sul podio sale anche Grosseto. Ma è il dato Veneto a colpire. Tutte e 7 le province della regione compaiono nella parte alta della classifica. Dopo Belluno troviamo infatti Verona,
Verona 14ª, Rovigo 18ª, Vicenza al 23° posto, Treviso e Padova al 25°, segno di un territorio dove l'inflazione continua a farsi sentire, anche se con intensità diverse. Più indietro Venezia 35ª, che resta comunque sopra la media nazionale. Per Belluno si tratta di una conferma. Già a febbraio la città era risultata con il tasso di inflazione più alto d'Italia. Allora si era detto che il caro vita era stato influenzato dalle Olimpiadi invernali. A marzo, con le Paralimpiadi, il tasso è rimasto ugualmente tra i più alti, al 2,6%, e si è tradotto in un impatto concreto sui bilanci familiari. All'opposto della classifica, le città più virtuose si trovano soprattutto al sud, con rincari molto più contenuti. Un quadro che fotografa un paese ancora diviso, dove il caro vita corre a velocità diverse, ma con il Veneto stabilmente tra le aree più esposte. Malati in ospedale con la possibilità di incontrare i loro amici a quattro zampe. Dopo i casi di Treviso e Piove di Sacco, il governatore lancia la proposta di legge nazionale dal Veneto. Voglio realizzare un progetto di legge per regolamentare questi accessi, ovviamente sulla base di determinati requisiti, sulla base di determinate caratteristiche, ma credo sia giusto e doveroso nel 2026 garantire l'accesso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti oncologici, quindi nei centri oncologici, l'accesso degli animali d'affezione. Un impegno netto e deciso, quello del presidente Alberto Stefani, che si è commosso seguendo le storie di Barbara e della sua gioia a Treviso e di Pimpa e della sua padrona all'ospedale di Piove di Sacco. Qui le pazienti hanno potuto riabbracciare i loro cari amici a quattro zampe solo dopo molto tempo dal loro ricovero. Pur essendo la pet therapy riconosciuta a livello di cura già dal 2003, in Italia manca una legge nazionale che regolamenti l'accesso di cani e gatti dentro le strutture sanitarie. Oggi le norme variano sia a livello regionale che sanitario, dipendono cioè dalla direzione sanitaria specifica che le stabilisce di volta in volta. Ma come ribadisce il Presidente, si tratta di aprire le porte a compagni di vita, oggi membri della famiglia a tutti gli effetti. Rappresentano un componente della famiglia e su questo dobbiamo continuare in questa direzione. Voglio realizzare un progetto di legge a mia firma. Un'idea portata avanti dall'associazione Angeli con la Coda, dove Antonio Scalise, marito di Barbara, e Valeria Vezzaro, esperta di pet therapy, se ne occupano da oltre 15 anni. I cani, oltre ad essere vaccinati e cippati, devono anche aver fatto un percorso preciso. Un cane che ha svolto insieme al suo proprietario un percorso dove il proprietario ha compreso come comunicano i cani e soprattutto come aiutarli a non entrare in stress. D'accordo? Ma per fare questo bisogna viverci di fianco, non portarli soltanto a fare la pipì la sera. E io e Barbara ne siamo convinti. Siamo 16 anni che ci stiamo lavorando. L'associazione si è detta anche felicemente sorpresa della proposta del presidente Stefani e disponibile, se lo vorrà, a dare una mano alla stesura della legge. Boom di nascite all'ospedale Cafoncello di Treviso, 17 i parti registrati in 24 ore tra martedì e mercoledì. A dormire beato nel lettino accanto a mamma Cisse c'è il piccolo Alessandro, nato ieri in casa con l'aiuto del personale del SUEM. Nella stanza a fianco mamma Laura coccola la sua Caterina, ultima di 4 figli. Sono ben 17 i bimbi nati in 24 ore, un vero e proprio boom di party, quello che si è verificato tra la mezzanotte di martedì e quella di mercoledì al Cafoncello di Treviso. 8 bimbe e 9 maschietti, tutti in buona salute. 4 sono venuti alla luce con parto cesareo, tutti gli altri con parto naturale. Una giornata decisamente impegnativa per l'ostetricia di Treviso, con una concentrazione di nascite in poche ore, 3 in contemporanea, tanto che in supporto è arrivato personale in servizio nelle degenze e nella terapia intensiva neonatale. Una giornata eccezionale che in un contesto generale di denatalità vede invece un incremento delle nascite al Cafoncello. Lo scorso anno, ricorda il primario Francesco Pirrone, avevamo avuto un aumento di un centinaio di nascite rispetto al 2024 e quest'anno si conferma il trend positivo con una trentina di parti in più da gennaio ad oggi. Un dato ottimo, prosegue il primario, sicuramente legato all'attrattività del reparto anche da fuori provincia e fuori regione e che con il trasferimento nella cittadella offre un notevole comfort alberghiero.
Un comunicato sindacale prima di salutarci. Le giornaliste e i giornalisti italiani titolari del contratto FNSI scioperano oggi per la terza volta. Noi giornalisti dell'emittenza locale esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai colleghi. Riteniamo sia necessario informare i cittadini, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto che regola il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, mentre migliaia di colleghi precari che hanno redditi sotto la soglia di povertà da anni attendono la determinazione dell'equo compenso. Per la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dignità e futuro dell'informazione passano attraverso il rinnovo contrattuale, il recupero salariale, la difesa di diritti che non sono privilegi ma presidi della libertà di informazione. La dignità del nostro lavoro incide pesantemente sulla qualità dell'informazione che arriva ai cittadini. In Veneto la manifestazione si è svolta a Verona in piazza Bra con la segretaria generale dell'FNSI Alessandra Costante. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla come sempre l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci. Alba di terrore a Schio, 59enne accorre per sventare la razzia in un'auto parcheggiata nel giardino condominiale, viene aggredito dai ladri, a colpi di macete l'uomo in ospedale caccia ai banditi. Ennesima tragedia sul lavoro, a Vicenza operaio 67enne perde la vita dopo essere caduto da un'impalcatura nel cantiere per l'acquedotto. E strage sfiorata al Lido di Venezia, crolla il solaio durante i lavori di riqualificazione dell'ex caserma Pepe, coinvolte 9 persone, 4 operai precipitano a terra e restano feriti. Notte di tensione a Padova durante un controllo dei carabinieri all'Arcella, colluttazione con alcuni attivisti del centro sociale Pedro, 7 militari feriti, 4 giovani arrestati. Abusivi e stranieri irregolari, scattato lo sgombero del parcheggio Dal Negro di Treviso. A giugno, annuncia il sindaco Conte, saranno poste anche le barriere antibivacco. Rincari, il Veneto resta tra le regioni più colpite nella classifica delle città più care d'Italia. Sui dati Istat spicca ancora Belluno. Malati in ospedale con la possibilità di incontrare i loro amici a quattro zampe. Dopo i casi di Treviso e Piove di Sacco, il governatore lancia la proposta di legge nazionale dal Veneto. Boom di nascite a Treviso, 17 parti registrati in 24 ore. Da gennaio ad oggi l'incremento rispetto ad un anno fa è già di 30 neonati all'ospedale Cafoncello. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura, l'avete sentito dai titoli, un uomo di 59 anni è ricoverato all'ospedale di Sant'Orso, risiede a Schio, era intervenuto per difendere un'auto di una vicina dai ladri ed è stato colpito con un macete e caccia ai banditi. Tentato omicidio a Schio. Un uomo è stato ferito a colpi di macete da 2 ladri. Erano passate da poco le 5 quando in via Santa Croce il silenzio è stato squarciato dalle urla. Un uomo di 59 anni, originario del Marocco e residente in zona, si è trovato davanti a una scena sospetta. 2 individui intenti, secondo le prime ricostruzioni, a forzare l'auto di una vicina di casa, parcheggiata nei pressi del condominio vicino alla farmacia. L'uomo non ha esitato, è intervenuto per mettere in fuga i ladri, ma la reazione è stata immediata e brutale. I 2 banditi, descritti come stranieri, hanno estratto un macete e lo hanno colpito con violenza all'avambraccio sinistro, un fendente che ha provocato una frattura dell'ulna e un grave interessamento miofasciale al terzo medio dell'avambraccio. Ferite serie che hanno reso necessario il trasferimento urgente all'ospedale di Sant'Orso, dove l'uomo è stato portato in sala operatoria del reparto di ortopedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati anche dalle grida sentite da alcuni residenti. I militari hanno avviato immediatamente le indagini per identificare i 2 aggressori, che dopo l'assalto si sono dileguati facendo perdere le tracce. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze raccolte nelle ore successive.
Ed ora la notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro verificatasi in Veneto. È accaduto a Vicenza, un operaio è morto cadendo da una scala nel cantiere del nuovo depuratore in strada Casale. Dramma nel cantiere di Casale a Vicenza, dove è in corso la costruzione di un depuratore. Nel primo pomeriggio un uomo di 67 anni ha perso la vita nella zona in cui è in corso la realizzazione di un nuovo impianto per l'essiccamento dei fanghi di depurazione. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio, residente in Lombardia, di dove è originario, sia scivolato e caduto da una scala, quindi da un'altezza di un paio di metri, riportando una ferita mortale alla testa. Il magistrato ha disposto l'autopsia per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un malore che ha colpito la vittima. Non ci sarebbero testimoni, ma i colleghi, non vedendolo arrivare nella zona della pausa pranzo, hanno dato l'allarme. L'uomo era dipendente di una delle ditte esterne incaricate dell'esecuzione dei lavori. La UIL Veneta intanto alza la voce e ricorda che il 1° maggio la manifestazione nazionale per il lavoro si svolgerà a Marghera. Oggi al Lido strage sfiorata, ma 4 persone si sono fatte male, poteva essere una strage. E adesso ci è arrivata la notizia di un altro morto sul lavoro a Vicenza. Una strage continua, una cosa indescrivibile. Tutte le istituzioni, i corpi intermedi devono fare qualcosa di più. Dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Questa strage deve finire. Nel cantiere, oltre al SUEM, anche la polizia e i tecnici dello Spisal. Viacqua, l'azienda del servizio idrico vicentino, fa sapere che si è messa a disposizione delle autorità per fornire collaborazione e le informazioni necessarie e che in attesa degli accertamenti esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della vittima. E l'avete sentito nelle parole del sindacalista, si è sfiorata la strage questa mattina al Lido di Venezia, dove durante i lavori di riqualificazione dell'ex caserma Pepe è caduto un solaio, 4 operai sono rimasti feriti. Eravamo in pista attendendo atterraggi di normali velivoli quotidiani e quindi nulla di che, quando abbiamo visto arrivare il primo elicottero, credendo fosse un'esercitazione, e poi sul momento abbiamo capito che non lo era, e qualche attimo dopo arrivare il secondo elicottero del 118 e sentire le ambulanze, quindi era evidente che qualcosa fosse successo. Un boato improvviso, il pavimento che cede sotto i piedi e il vuoto di diversi metri, attimi di terrore che potevano trasformarsi in tragedia al Lido di Venezia, dove il crollo del solaio dell'ex caserma Pepe ha causato 4 feriti, tutti operai, 5 le persone evacuate. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino durante un sopralluogo tecnico nella struttura di San Nicolò, destinata a diventare uno studentato universitario di Ca' Foscari da 220 posti letto. Un anno fa il via ai lavori. 9 le persone presenti al momento del cedimento tra operai, tecnici e professionisti incaricati dei lavori. Il solaio del primo piano improvvisamente ceduto, facendo precipitare i 4 lavoratori da un'altezza di circa 5-6 metri. All'arrivo del secondo elicottero e a sentire le ambulanze abbiamo capito immediatamente che c'era stato un evento di pericolo, e quindi siamo andati incontro appunto agli operatori del 118. Eravamo alla pista al lato sud e quindi coperti dalla struttura dell'aerostazione. La cosa è successa invece lì nella caserma, dove c'è il cantiere di restauro per quello che sarà lo studentato. Stavano intervenendo per portare via eventuali feriti. Vedere 2 elicotteri che arrivano e sentire l'ambulanza piacere non fa. Nonostante la violenza dell'impatto, nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente dal SUEM, 2 di loro sono stati ritrasportati agli ospedali di Mestre e Treviso, mentre gli altri 2 sono stati trasferiti tra Mestre e Venezia con traumi di media e lieve entità. Gli altri 5 presenti sono riusciti a mettersi in salvo ed evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre del distaccamento del Lido e con il supporto dell'autopompa lagunare da Dorsoduro. Sul posto, oltre ai soccorsi, le forze dell'ordine e i tecnici dello Spisal, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento, probabilmente legato al deterioramento dei materiali della struttura. L'area è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini su un episodio che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi.
Una bimba neonata di appena 19 giorni è morta all'ospedale San Bortolo di Vicenza, un decesso improvviso avvenuto dopo un quadro clinico che aveva reso necessario il trasferimento immediato in incubatrice subito dopo il parto. La piccola, secondo quanto emerge, era stata seguita dal personale sanitario fin dai primi momenti di vita per un quadro clinico preoccupante. I genitori, una coppia di origine africana residente nel Vicentino, hanno presentato denuncia in procura. Vogliono sapere se tutto sia stato fatto correttamente. Il procuratore Giorgio Lino Bruno ha aperto un fascicolo e come primo passaggio verrà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia. L'Ulsotto, si legge in un comunicato, ha messo a disposizione della procura tutta la documentazione clinica per fare piena luce sulla morte della neonata. Ed ancora cronaca, notte di tensione a Padova durante un controllo dei carabinieri all'Arcella. Quello che doveva essere un semplice controllo stradale si è presto trasformato in una notte ad alta tensione a Padova. 4 i giovani dei centri sociali arrestati dopo una violenta colluttazione con i carabinieri, 7 invece i militari feriti. È il bilancio di quanto avvenuto in via Annibale da Bassano, all'Arcella, durante i controlli straordinari in zona stazione. Dopo l'arresto dei 4 ragazzi, gli attivisti dei centri sociali hanno organizzato un sit-in di protesta all'esterno del Tribunale di Padova, dove era in corso il processo per direttissima. Il tribunale, blindato dalle forze dell'ordine, secondo quanto ricostruito la sera precedente alla richiesta dei militari di accertamenti su un'auto con 3 persone a bordo, questi hanno reagito con atteggiamenti ostili, tentando di sottrarsi all'identificazione. In particolare la ragazza, alla vista della pattuglia, avrebbe inserito la retromarcia tentando di allontanarsi. Con lei altri 2 giovani che erano appena usciti dal centro sociale Pedro, dove si era appena conclusa un'assemblea organizzativa in occasione del 25 aprile. In pochi minuti la situazione è degenerata, circa 40 persone sono arrivate dal vicino centro sociale e hanno accerchiato le auto dei militari, creando una barriera per ostacolare l'intervento e favorire la fuga. I carabinieri hanno chiesto aiuto alla centrale operativa e sul posto sono arrivati rinforzi di polizia, guardia di finanza e polizia locale. Nonostante la resistenza, 4 giovani sono stati bloccati e arrestati per resistenza pubblico ufficiale, con l'aggravante delle lesioni per 2 di loro. All'interno del veicolo è stata rinvenuta della sostanza stupefacente per uso personale. La conducente è stata anche denunciata per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Un 5° ragazzo invece è stato trovato in possesso di un martello custodito dentro uno zaino ed è stato denunciato per porto abusivo d'armi. E dopo i 4 arresti di Padova, il centro sociale Pedro ha lanciato una mobilitazione presidio davanti al tribunale. Per domani è prevista anche una conferenza stampa. È durato tutto il pomeriggio il presidio davanti al tribunale durante il processo per direttissima dei 4 attivisti del centro sociale Pedro dopo la notte di tensione avvenuta a Padova nel quartiere Arcella, scaturita in seguito ad un controllo stradale dei carabinieri e degenerato nella violenza. Il presidio di solidarietà è stato organizzato in poche ore durante la mattinata attraverso i social per chiedere il rilascio dei 4 accusati di resistenza a pubblico ufficiale e per 2 di loro anche di lesioni. Secondo la portavoce del centro sociale Pedro, i fatti però si sarebbero svolti diversamente. Testimoni presenti sulla scena e altri attivisti accorsi a vedere la situazione hanno denunciato l'accaduto e chiesto agli agenti di fermarsi. Nonostante queste richieste, i carabinieri non si sono fermati, si sono mossi nella direzione opposta, hanno continuato a picchiare tutte le persone presenti, addirittura utilizzando strumenti come taser, spray al peperoncino e manganelli. Dopo questa situazione hanno portato via in 2 macchine diverse 4 di questi attivisti. Questa è la versione degli attivisti. Il bollettino dei carabinieri però parla di 7 contusi tra i militari che erano impegnati nei controlli. Quanto accaduto a Padova ha scatenato le reazioni della politica. La Lega ha definito inaccettabile gli atteggiamenti intimidatori dei giovani, arrivando ad accerchiare i militari nel tentativo di ostacolare l'intervento. È inaccettabile. Non è un episodio isolato, continuo a ricevere segnalazioni dei cittadini dell'area funghi esasperati
dalle grida, dalle urla, dagli schiamazzi notturni derivanti dai centri sociali del Pedro, che in barba alle regole continuano a disturbare chi chiede semplicemente qualità della vita e rispetto. La Lega lo ribadisce: le forze di polizia non possono essere accerchiate, tanto più nell'esercizio del loro servizio per la sicurezza dei padovani. Questo è il risultato di anni di permissivismo e di chi ha voluto far finta di non vedere, si è voltato dall'altra parte di fronte a certe realtà. I fatti di Padova sono arrivati anche in Parlamento, con la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, che ha depositato un'interrogazione parlamentare sull'arresto dei 4 attivisti del centro sociale Pedro. E a Treviso ora, dove questa mattina è scattato lo sgombero del parcheggio multipiano in via Venier, noto come Dal Negro. Ci siamo mossi innanzitutto sulla base delle segnalazioni di tanti cittadini che denunciavano una situazione igienico-sanitaria precaria e anche legata a aspetti di sicurezza. Il blitz al Park Dal Negro è scattato all'alba con agenti di polizia locale e polizia di Stato che hanno operato in maniera congiunta, obiettivo sgomberare quello che con il tempo è diventato un maxi bivacco, popolato soprattutto da stranieri, molti provenienti dalla rotta balcanica. La misura per il primo cittadino era diventata colma e ciò che rimane a terra negli anfratti del parcheggio multipiano di via Venier pare dimostrarlo. Le condizioni che abbiamo riscontrato stamattina, sia da un punto di vista igienico-sanitario che da un punto di vista della sicurezza, non sono assolutamente tollerabili. Sporcizia, rifiuti, feci, ma anche coltelli e attrezzi di dubbio utilizzo. Dopo le forze dell'ordine sono intervenuti tra gli altri anche gli operatori di Contarina per una bonifica. Quante persone in media alloggiavano? In circa ne abbiamo contato una cinquantina, sessantina. Poi di preciso non ho idea. Numeri a parte, non si tratta di una misura spot. In tal senso il Comune si è accordato con la stessa proprietà del multipiano. Che dal mese di giugno il parcheggio verrà chiuso con delle strutture, con delle paratie che ovviamente garantiranno la sicurezza e le uscite di sicurezza, ma allo stesso tempo impediranno l'accesso ai pedoni che vanno nel parcheggio non per parcheggiare ma per bivaccare. Resta la consapevolezza di una stretta non risolutiva. Conte per primo guarda governo ed Europa. Il nostro paese, il nostro comune oggi non è più in grado di farsi carico dell'ospitalità di tutte queste persone. Ricordo che l'impegno dell'amministrazione comunale è già importante, abbiamo investito 750.000 euro, abbiamo incrementato i posti letto per le persone ai margini e in difficoltà. È altrettanto vero che il fenomeno migratorio va gestito in modo diverso e non può ricadere sui comuni. A Treviso per il premio Lago Juniores anche il governatore Alberto Stefani guarda allo sgombero del Dal Negro e rilancia sulla necessità di accordi con i paesi di origine, ma non solo. Ossia bloccare l'accesso illegale ai confini del nostro territorio. Questo è quello che ha fatto Matteo Salvini da Ministro dell'Interno, l'ha fatto con coraggio prendendosi 2 processi e credo che questa sia l'unica soluzione. Abbiamo dimostrato che volere è potere e che si può fare, quindi il sindaco ha fatto il suo dovere e le istituzioni sono al suo fianco. A Valdagno ora primo anniversario del crollo del ponte di Nori, il comune ricorda le 2 vittime con una cerimonia e cerca fondi per ricostruirlo. Quel giorno il maltempo che imperversava nella zona si trasformò in tragedia. La piena del torrente Agno fece crollare il ponte dei Nori, travolgendo l'auto con Leone e Francesco Nardon, padre e figlio. Era il 17 aprile 2025. Un anno dopo, Valdagno è ancora alle prese con quei danni. 12 milioni di euro tra le 200 contrade della zona, casse pubbliche ormai completamente vuote e ponte non solo chiuso, ma ancora da demolire e con il comune senza quei 4 milioni e mezzo che servono per ricostruirlo. La spesa preventivata è veramente molto ingente per le casse del comune di Valdagno, perché come minimo bisognerà stimare una cifra attorno a 4 milioni e mezzo di euro
che il Comune non ha, e quindi stiamo confidando e sperando nei contributi poi ministeriali che vengono dati in caso di calamità. Per l'abbattimento definitivo del ponte sono già stati messi da parte 500.000 euro, operazione che va fatta in ogni caso, soldi recuperati da altri lavori pubblici, da una struttura per anziani ad esempio, o da molte asfaltature rimaste in sospeso. Nel frattempo in tutto il resto del territorio ci sono state ulteriori opere di messa in sicurezza, numerose sono state le frane, gli smottamenti, i cedimenti stradali, e quindi abbiamo operato anche lì in via d'urgenza. Ovvio che abbiamo dato fondo tutto quello che potevamo dare fondo. Per ricordare le due vittime, molto conosciute a Valdagno, a un anno esatto di distanza il Comune ha organizzato una cerimonia. Ancora rincari ed il Veneto resta tra le aree più colpite. Nella classifica delle città più care d'Italia spicca ancora una volta Belluno. Non è più al primo posto, ma resta tra le città dove il costo della vita pesa di più sulle famiglie. Belluno si piazza seconda nella classifica nazionale delle città più care, con un aumento medio di spesa di 678 euro all'anno per una famiglia tipo. A guidare la graduatoria è Como, con oltre 800 euro di rincari annui, mentre sul podio sale anche Grosseto. Ma è il dato Veneto a colpire. Tutte e 7 le province della regione compaiono nella parte alta della classifica. Dopo Belluno troviamo infatti Verona 14esima, Rovigo 18esima, Vicenza al 23esimo posto, Treviso e Padova al 25esimo, segno di un territorio dove l'inflazione continua a farsi sentire, anche se con intensità diverse. Più indietro Venezia 35esima, che resta comunque sopra la media nazionale. Per Belluno si tratta di una conferma. Già a febbraio la città era risultata con il tasso di inflazione più alto d'Italia. Allora si era detto che il caro vita era stato influenzato dalle Olimpiadi invernali. A marzo, con le Paralimpiadi, il tasso è rimasto ugualmente tra i più alti, al 2,6%, e si è tradotto in un impatto concreto sui bilanci familiari. All'opposto della classifica, le città più virtuose si trovano soprattutto al sud, con rincari molto più contenuti. Un quadro che fotografa un paese ancora diviso, dove il caro vita corre a velocità diverse, ma con il Veneto stabilmente tra le aree più esposte. Malati in ospedale con la possibilità di incontrare i loro amici a quattro zampe. Dopo i casi di Treviso e Piove di Sacco, il governatore lancia la proposta di legge nazionale dal Veneto. Voglio realizzare un progetto di legge per regolamentare questi accessi, ovviamente sulla base di determinati requisiti, sulla base di determinate caratteristiche, ma credo sia giusto e doveroso nel 2026 garantire l'accesso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti oncologici, quindi nei centri oncologici, l'accesso degli animali d'affezione. Un impegno netto e deciso, quello del presidente Alberto Stefani, che si è commosso seguendo le storie di Barbara e della sua gioia a Treviso e di Pimpa e della sua padrona all'ospedale di Piove di Sacco. Qui le pazienti hanno potuto riabbracciare i loro cari amici a quattro zampe solo dopo molto tempo dal loro ricovero. Pur essendo la pet therapy riconosciuta a livello di cura già dal 2003, in Italia manca una legge nazionale che regolamenti l'accesso di cani e gatti dentro le strutture sanitarie. Oggi le norme variano sia a livello regionale che sanitario, dipendono cioè dalla direzione sanitaria specifica che le stabilisce di volta in volta. Ma come ribadisce il presidente, si tratta di aprire le porte a compagni di vita, oggi membri della famiglia a tutti gli effetti. Rappresentano un componente della famiglia e su questo dobbiamo continuare in questa direzione. Voglio realizzare un progetto di legge a mia firma. Un'idea portata avanti dall'associazione Angeli con la Coda, dove Antonio Scalise, marito di Barbara, e Valeria Vezzaro, esperta di pet therapy, se ne occupano da oltre 15 anni. I cani, oltre ad essere vaccinati e cippati, devono anche aver fatto un percorso preciso. Un cane che ha svolto insieme al suo proprietario un percorso dove il proprietario ha compreso come comunicano i cani e soprattutto come aiutarli a non entrare in stress. D'accordo? Ma per fare questo bisogna viverci di fianco, non portarli soltanto a fare la pipì la sera. E io e Barbara ne siamo convinti. Siamo 16 anni che ci stiamo lavorando. L'associazione si è detta anche felicemente sorpresa della proposta del presidente Stefani e disponibile, se lo vorrà, a dare una mano alla stesura della legge.
Boom di nascite all'ospedale Cafoncello di Treviso, 17 i parti registrati in 24 ore tra martedì e mercoledì. A dormire beato nel lettino accanto a mamma Cis c'è il piccolo Alessandro, nato ieri in casa con l'aiuto del personale del SUEM. Nella stanza a fianco mamma Laura coccola la sua Caterina, ultima di 4 figli. Sono ben 17 i bimbi nati in 24 ore, un vero e proprio boom di parti, quello che si è verificato tra la mezzanotte di martedì e quella di mercoledì al Cafoncello di Treviso. 8 bimbe e 9 maschietti, tutti in buona salute. 4 sono venuti alla luce con parto cesareo, tutti gli altri con parto naturale. Una giornata decisamente impegnativa per l'ostetricia di Treviso, con una concentrazione di nascite in poche ore, 3 in contemporanea, tanto che in supporto è arrivato personale in servizio nelle degenze e nella terapia intensiva neonatale. Una giornata eccezionale che in un contesto generale di denatalità vede invece un incremento delle nascite al Cafoncello. Lo scorso anno, ricorda il primario Francesco Pirrone, avevamo avuto un aumento di un centinaio di nascite rispetto al 2024 e quest'anno si conferma il trend positivo con una trentina di parti in più da gennaio ad oggi. Un dato ottimo, prosegue il primario, sicuramente legato all'attrattività del reparto anche da fuori provincia e fuori regione e che con il trasferimento nella cittadella offre un notevole comfort alberghiero. Un comunicato sindacale prima di salutarci. Le giornaliste e i giornalisti italiani titolari del contratto FNSI scioperano oggi per la terza volta. Noi giornalisti dell'emittenza locale esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai colleghi. Riteniamo sia necessario informare i cittadini, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto che regola il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, mentre migliaia di colleghi precari che hanno redditi sotto la soglia di povertà da anni attendono la determinazione dell'equo compenso. Per la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dignità e futuro dell'informazione passano attraverso il rinnovo contrattuale, il recupero salariale, la difesa di diritti che non sono privilegi ma presidi della libertà di informazione. La dignità del nostro lavoro incide pesantemente sulla qualità dell'informazione che arriva ai cittadini. In Veneto la manifestazione si è svolta a Verona in piazza Bra con la segretaria generale dell'FNSI Alessandra Costante. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla come sempre l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.